Le violenze tra tifosi che avevano anticipato la partita di Coppa Italia tra Udinese e Padova lo scorso 15 agosto hanno lasciato il segno e dopo i 10 ultras biancoscudati colpiti da Daspo per aver partecipato all'aggressione di una quindicina di sostenitori dell'Udinese, il questore di Padova Marco Dorisio ha messo altri 11 Daspo fuori contesto per altrettanti ultras padovani. Gli 11 fanno parte della tifoseria ultras della Curva Sud. Il provvedimento è il cosiddetto Daspo indifferito ed è una misura di prevenzione per evitare la presenza di violenti all'interno degli stadi. Questo episodio di gratuita violenza da parte di alcuni ultras della Curva Sud ha fatto sì che quindi allargassimo il focus su quanti stanno appunto nella Curva Sud, approssimandosi praticamente all'inizio del campionato. E quindi con la Digos e Anticrimine abbiamo individuato e applicato in questo caso il DASPO fuori contesto, cioè il DASPO che viene applicato a prescindere che siano state poste in essere delle condotte violente durante la manifestazione, un altro tipo di misura di prevenzione. Si tratta di 11 persone, tutte con precedenti per episodi di violenza, tra di loro anche 2 minorenni di 16 e 17 anni con precedenti denunciati qualche anno fa per essere entrati allo stadio con dei coltelli e per questo sottoposti a Daspo di 3 anni. Reati specifici per i quali sono indice di una pericolosità e per i quali si possono adottare questi provvedimenti interdittivi. Quelli adottati hanno una durata dai 5 ai 3 anni. Questo per evitare anche situazioni di saldature all'interno di un settore dello stadio con soggetti magari dediti attivi nell'ambito della criminalità e soprattutto per garantire che cosa? Quella fruizione in serenità, no? In un luogo di aggregazione come può essere una manifestazione sportiva, una partita di calcio e quindi garantire quelle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico necessarie a tutelare e salvaguardare la stragrande maggioranza di appassionati e tifosi che frequentano appunto gli stadi. Nei confronti dei 10 ultras che erano stati invece individuati durante gli scontri ad Udine, il 15 agosto il questore ha emesso anche 3 avvisi orali. La Digos di Padova inoltre sta proseguendo le indagini per individuare tutti i partecipanti dell'azione violenta e nei prossimi giorni dunque potrebbero essere emessi ulteriori provvedimenti. Stanno visionando immagini che abbiamo appunto recuperato e stiamo dando anche dei nomi e dei cognomi agli altri partecipanti all'aggressione di Ferragosto nella prepartita a Udine e quando saranno appunto compiutamente identificati anche nei loro confronti saranno adottati dei DASPO non fuori contesto ma dei DASPO appunto sempre previsti dalla stessa normativa legati all'aggressione gratuita unilaterale di cui si sono resi protagonisti il giorno di Ferragosto.